Buongiorno a tutti, io vi porto il mio saluto personale, vi porto anche quello del dottor Martelli, che è il presidente da quando collaboriamo con la mostra di Pramaggiore dal 1978-79, quindi quasi da 35 anni. Volevo ringraziare il presidente della mostra, il maestro Moretto, per avermi invitato a presenziare e a partecipare a questa ricorrenza dei 50 anni. Come si dice, 50 anni è un bel traguardo, e se una mostra da 50 anni esiste, ha questi numeri di partecipanti che provengono da tutta Italia, sta a significare la serietà di questa mostra, che è la prima che è sorta in Italia. Noi come Assoenologi gestiamo una decina di queste mostre e Pramaggiore è quella che per prima durante l'anno incomincia il suo percorso di giudizio dei vini. Certamente le mostre sono importanti perché stimolano i produttori a migliorarsi, perché quando si va a una mostra poi si deve anche sottostare a un giudizio che viene fuori da queste valutazioni dei vini. Quindi c'è un fatto positivo che la gente vuole misurarsi e anche sottostare a questi giudizi. Sono sicuro che i primi anni c'era difficoltà che i produttori partecipassero, perché poi sentire un giudizio negativo era un po' dura, un po' difficile. Io provengo da queste aree, ho lavorato 2 anni in cantina sociale a Portogruaro. Non è che poi dopo di me la cantina ha chiuso, poi l'hanno ripreso, poi sono andato a lavorare da un'altra parte, e mi ricordo che molti viticoltori che ci portavano il campione in cantina per dare un'occhiata, ma più peraltro per la gradazione alcolica, quando dicevo la gradazione va bene, tutto l'altro che non va bene, dico no, questo è il vino giusto che noi dobbiamo fare in queste aree. Senz'altro questo non è stato poi più fatto, perché la realtà è che Pramaggiore, questa area del Veneto orientale, è una realtà molto molto importante. La qualità è aumentata in modo esponenziale e sappiamo che la qualità è l'unico modo per poter sopravvivere e per andare avanti. Sappiamo che la qualità costa, perché la qualità è nel vigneto, in cantina, nel packaging e quant'altro, però se non c'è qualità non c'è futuro. Quindi è l'unica cosa che bisogna fare, è fare prodotti validi e importanti. Purtroppo questa nostra qualità non sempre viene considerata, valutata e remunerata quando si va a vendere il vino, in particolar modo in Italia, dove vediamo che le cose sono un po' difficili, si soffre, nonostante la kermesse ultima chiusa questa settimana a Verona, dove che ognuno che andava per televisione, sulla radio, sulla stampa, tutti i numeri strabilianti. In esportazione sì, ma in Italia è molto molto dura. Abbiamo consumi stagnanti, se non in fase calante, dei 42-43 litri pro capite attuali, fra qualche anno è facile che scenderemo sotto i 40 litri, e quindi bisogna lavorare molto sulle esportazioni. Le esportazioni ci sono spazi, ci sono delle grandi possibilità, però anche qui bisogna stare molto attenti che per uscire dall'Italia bisogna essere anche aziende abbastanza strutturate, e se si è piccoli, si ha la qualità, bisogna avere la voglia di mettersi assieme, di fare gruppo, fare, come si dice, squadra, perché solo così puoi proporti a mercati molto importanti che hanno anche, diciamo, dei costi non indifferenti. Un altro peso che abbiamo sulle nostre aziende è la burocrazia, lo diciamo spesso, lo dicono un po' tutte le organizzazioni di categoria, è la burocrazia, però vediamo che ne parliamo, ne discutiamo, però la burocrazia ogni anno, piuttosto che diminuire, aumenta. Io mi ricordo che 3 anni fa nel nostro congresso Assoenologi fatto a Venezia abbiamo dedicato una sessione di lavori proprio sulla burocrazia, dove abbiamo evidenziato che in cantina 21 enti diversi potrebbero venire a farci dei controlli, che può andare dall'acqua di scarico al piano di sicurezza e quant'altro. 21. Non è che con questo noi Assoenologi non vogliamo che ci siano i controlli, noi vorremmo che fossero più mirati, oppure quando ci sono questi controlli che le varie entità si parlino, perché ti capita di avere in azienda oggi una squadra e domani può ritornare un'altra squadra di un altro ente per fare la stessa controllo. E è venuto
venuto fuori che un enologo, un tecnico, impiega circa il 20-25% del suo tempo in azienda proprio per